Cari amici, in questa puntata seguiremo le ultime vicende della lunga vita di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Ci soffermeremo anche, ma brevemente, su alcuni riconoscimenti ricevuti dal nostro santo dopo la sua morte. Leiatore mio, siete avesse contato tutto quello che ha fatto Alfonso dentro la vita sua, non mi bastassero una migliaia di pagine. Ma io l'ho già fornito sto libro, per tante ragioni. Una è questa è che tu ti potessi scucciare. E per questo, modo conto, ma sciue, solamente pochi fatti in coppa la vita di Alfonso. E a sapere come un signore nostro fu vescovo di Sant'Agata per 13 anni, fino al mese luglio 1775. Quando moretto il Papa Clemente XIV, Alfonso teneva quasi 80 anni, era assai malato e tutto ciunco. Si risolvette a presentare a dimanni di missione a un vescovato, ma pure mo, a 80 anni, se faceva pigliare di scrupoli, sì, così facendo, sceglieva la volontà di Dio o la sua. O Papa accettava la dimissione. Quando Alfonso lasciava la diocesi, partette a Arienze. Era il 27 luglio 1775. Scrive padre Tannoia che dentro a quel momento chiagnevano i previti, chiagnevano i gentiluomini, ma chiagnevano specialmente la povera gente, che mo stava perdendo chi che l'aveva sempre accogliuta, chi l'aveva difenduta, che era stata sempre nopata per loro. E chiagneva pure Alfonso. E a così, come promesso, Alfonso tornai a Pavana. Non le pareva vero e si trovava un'altra volta in mezzo ai compagni suoi, dentro la congregazione sua. Dicette, mi sono levata a montagna do Taburno a coppa a noce do cuore. Ma e Pavana, pure se non tenevo o Taburno in cuore, Alfonso non stette mai senza pensiero. Tutte congregate, per ogni cosa scrivevano e correvano a doisse. E Alfonso a tutte dava udienza e per tutte teneva una buona parola. A fine del mese di gennaio 1776 scriveva a padre Maione: venendo in Pavana speravo di trovare poche quiete, invece sto in mezzo a 1000 spine che non mi lasciano riposare. Tengo una capa arruinata, a già tenere sempre vicino una pezza bagnata, se no posso avere uno svenimento. Sono tante e tante lettere che tengo a scrivere. Voi mi potessero dire che facesse buono a ne scrivere queste lettere, ma come faccio a non ne scrivere? Sono un go superiore e se non ne scrivesse non avrei scrupolo. O Signore, poi, a un Padre Superiore dà certi consigli che non ne dà all'altra gente. Sant'Alfonso, dopo l'esperienza vescovile, non modificò il precedente tenore di vita e i suoi atteggiamenti. Continuò sempre, come aveva fatto, la sua vita povera ed umile. Alfonso tornai a Sant'Agata povero, come c'era arrivato. E Pavana volevi dentro la stanzolella sua una volta, ma il padre Mazzina lo portai dentro un'altra stanza, che è per forastiera. Questa stanza teneva una soffitta incartata e una striscia nera torno,
hanno parmo do pavimento. Affonso si scannalizzaia, voleva a stanzolella soia. Le dicettano, ma era solo una scusa, che quella era la camera di padre Villani. S'accuitai Affonso e s'avetta stata in una chioppa e stanzolella, una per dormire e un'altra per visita. Perché ogni volta che aveva uscito il collegio, Affonso teneva la vecchia carrozza di Sant'Agata. S'era ridotta così malamente che in un momento all'altro o poteva lasciare in terra. O servitore Alessia cercai una nobile che era venuta a trovare Affonso qualche vecchia carrozza che non serveva più a loro. Solo così Affonso ne potette avere una che fosse un poco più sicura. E i cavalli, poi, erano più vecchi della carrozza e malamente governati. Camminavano a stento e spesso si sconucchiavano. Una volta che succedette questo fatto, il servitore che voleva aiutare la povera bestia a s'aizzare fu incatastato dentro il muro del cavallo che si stava aizzando. Perdette la pazienza sto servitore e dicette al padrone: Monsignor, se volete che io vi serva, o ve levate a carrozza o vi venite ai cavalli. Merità, Affonso sa voleva levare sta benedetta carrozza, con cavallo e cucchiere. Ma i padri, come medico, non volevano. Questo diceva che aveva uscito collegio per loro giorni. Affonso si pagava spese per cavallo, servitore e cucchiere, che sordi suoi da pensione e a tirrennete. Tutto il suo pirchio o deve ai poveri. Ma però essa voleva dare ancora di più ai poveri e perciò se la voleva levare la carrozza. Fino a quando o medico non si stanca di sentire la mente di Monsignore e dicette tunne. Se vi volete levare la carrozza e volete restare chiusi tutto il giorno dentro il collegio, facete pure come volete. Io, per conto mio, in coscienza, non mi fido dell'approvare. Se è qualcosa, consigliatevi con altri medici. A così dicette, o medico pignatare, un poco accalurato. Non ci volete che sto tuono di voce, do dottore, per convincere Monsignore a tenere ancora carrozza e cavallo. Come visto, carrozza e cavalli sono stati un tormento per il nostro santo. Se ne voleva già sbarazzare a Sant'Agata nell'occasione della terribile carestia e se ne vuole liberare pure qui a Pagani. Ma qui è il medico a farlo desistere dal suo proposito. Affonso, lasciata Sant'Agata, stette in Pavana per 12 anni. Come t'ho già detto, non fui una quieta che li giorni che passai là. Come superiore della congregazione tenevano sacche rogne e busille. Poi si mettette una tarogna per via del re. Gente attorno a esse, ma piezze grosse, facette una carta falsa per far credere al re che la congregazione era roba inutile, che portava pregiudizio al regno e che per questo sapevano chiudere tutte le collegie che stavano dentro le terre del re. E non ci volette la mano di Dio per scansare questo pericolo. Affonso, un anno prima di morire, aveva fatto una profezia in coppa a morte sua. Padre Peppe, imparato, un carmelitano, voleva trovare una volta all'anno in 2 mesi di settembre. Gietta pure quell'anno
o 1786. Quando e Affonso se lassaino, chista dicette: Don Peppì, l'anno che trase non ci vedemmo più. O 19 do mese luglio del 1787, dopo che aveva sentito la messa e fatta la Santa Comunione, l'afferrai una freva che non lo lasciai più. O Vicchiariello, con l'età che teneva, 90 anni, soffriva malamente. Era chino di dolore. La malattia dell'artetica l'aveva portata, già quando stava a Sant'Agata, a calare la capa fino a toccare la pavera e tutta la barba a fontanella ropietta. Ma a chi lo posto si era fatta una ferita mortale. E i padri se ne addunarono perché a questa ferita sculava la fracetumba e Monsignore si stava zitto e non parlava dei dolori suoi. E i medici o curavano come sapevano e potevano, vessicando, se ne pisano ai piedi, cataplasmi tutte in maniera, pannucce che avevano in coppa la panza, bicchieri limonata. A capa non ha detto, Monsignore, pure se ogni tanto sbaneva o non conosceva più la gente. Tutte i congregate oievano a trovare padre, storiente e fratelli, e ghettano pure i congregati del caso dello Stato Pontificio. Tutte cercavano la benedizione e a mano che si spanneva la voce attorno, venivano cuofane gente a fuori, vescovi, prieviti, monaci, gentiluomini e vasciamana. A proposito degli ultimi istanti della sua vita, Affonso aveva sempre espresso e scritto un desiderio, quello di essere assistito in punto di morte da Maria, la Madre di Dio. Ora vi leggerò parte di una sua preghiera da me tradotta in dialetto nel libro e vi dirò anche parte di un dialogo in italiano che io immagino sia trascorso in quegli estremi istanti tra Sant'Alfonso e la Madonna. Alfonso aveva sempre detto e scritto che sospirava la grazia d'essere aiutato da Maronna dentro il momento della morte sua. Ma mi permette di scrivere per te, a lingua nostra, quello che essa scrivette dentro il libro Visite al Santissimo Sacramento. Consolatrice e tutta l'afflitta, non mi abbandonate. Facite che io vi chiami più spesso ancora un punto di porta mia e facite che tanne da bocca mia escono poche ciate dicendo o nome vostro e quello do figlio vostro santissimo. Anzi, signora mia, perdonatemi che sto a dire, prima che ietta l'urdo mi sospira, venite voi stessi e consolatemi che la presenza vostra. Che sta grazia l'avete fatta a tanti cristiani, a voi devoti, a voglia e a spera pure per me. È vero, sono un nero peccatore e non merito, ma è pure vero che sono un devoto vostro e che io vi voglio bene assai e tengo una grossa confidenza con voi. Maria mia, io vi aspetto, non mi facete restare sconsolati. Monsignore Affonso de Liguori, muretto prima d'Aosta,
2787, un punto mezzogiorno, entramente che suonava l'Angelus Domini. Teneva 90 anni, 10 mesi e 5 giorni. Dialogo tra Sant'Alfonso e la Madonna. Chi è? Chi è? Non mi riconosci? Sì, sì, sono la mamma tua. Oh Maria, mi hai sempre pregata, sempre. Il rosario ogni giorno. Ti sei rivolto a me in tutti i momenti importanti della tua vita. Quante volte. E mi hai chiesto di visitarti negli ultimi istanti. Grazie Maria, confortami. Ricordi come scrivevi? L'hai fatto a tanti altri? Lo chiedo anch'io. È vero, consolami. Mi hai amato e mi hai fatto amare da tanti altri. Nelle missioni non mancava mai la predica su di me. In tutte le azioni le aprivi e le chiudevi pensando a me. Nei libri, con quanto affetto hai scritto su di me. Le glorie di Maria, ricordi? Sì, sì, mamma mia. E che versi hai scritto e musicato in mio onore. Oh bella mia speranza, dolce amor mio Maria. Chi è? Quanto è brutto! No, amo solo Dio. Peccatore sì, ma amante di Maria. Non è vero. Il mio cuore non è più mio. L'ho dato a Dio. Non è così. Mamma mia, aiutami tu. Sono qui. Oh Maria, tu lo sai che ho sempre amato Dio e te. Se mai pensier molesto viene a turbar la mente, sen fugge allor che sente il nome tuo chiamar. Alfonsì, come mi chiamava mamma. Alfonsì, e come ti potevo lasciare solo in questo momento? Mamma bella mia, grazie. Fra poco vedrai Dio, mio figlio. Non hai altro da chiedermi? La mia congregazione. Ne ero certa. E come ti sta a cuore? E che hai fatto per essa? Napoli. Hai lasciato Napoli e gli onori che avresti avuto nella tua vita. Papà, mamma, Don Giuseppe e Don Anna, che strazio abbandonarli per la tua congregazione. Assistila, non temere, lo Spirito Santo la guiderà ed io pregherò tanto per i tuoi confratelli, soprattutto per quelli che ne hanno più bisogno. Quanto hanno fatto e fanno per la gloria di Dio. Le missioni. Sapranno essere fedeli a Dio e ai poveri. Sì, i poveri. Li hai sempre pensato, in tutti i momenti della tua vita. A Napoli, le cappelle. Mi facevi pregare da Lazzari e Saponari. I pecorai. Quanti ne hai portati a pregarmi nella chiesetta di Santa Maria dei Monti a Scala? Gli affamati. Li hai sempre sfamati come potevi. Ricordi la carestia a Sant'Agata? Si mangiavano l'erba delle siepi e tu li hai soccorsi, dando loro tutto quello che avevi. Li hai difesi. La giustizia. Li hai protetti contro chi voleva privarli dei propri diritti. Non hai mai accettato raccomandazioni. È un grande peccato. Ti sei comportato da uomo giusto, non favorendo chi non lo meritava. I benefici.
Scegliere a chi doveva andare un beneficio per te era un tormento. Avresti preferito la morte, come tu dicevi. Sì, sì, aiutami in quest'ora. Ti aiuterò. E da questo momento, fino a quando non vedrai Dio, ti racconterò, come faceva tua madre, le belle parole che hai scritto su di me. E tra una pagina e l'altra delle tue opere ti canterò le canzoncine spirituali che hai composto e hai fatto cantare a tanta gente. Mamma, t'ascolto, io t'amo. E mo, che t'aggia la sala, iatore mio, ti voglio affiurare come era fatto Afonso. Per tu contare, ha già visto come la spona, padre t'annoia, o i can, e tu scrive dinte alla lingua nostra. Afonso era vasciulillo, ma con una capa grossucella. Era russa e pelle, teneva una fronte l'aria, l'occhio aggraziata e quasi celeste, un naso d'aquila, una bocca a conce strettolelle co pizza a risa. E i capelli erano neri e a barba furda. Non le piaceva a bella capellera e essa stessa si tagliava barba e capelli. Afonso portava il lento perché era cicagnuola e si levava quando predicava e quando praticava con femmine. La voce era chiara e argentina. Per quanto poteva essere grossa a chiesa e lunga a missione, Afonso non l'ha mai persa la voce sua, pure a vecchia. Teneva una maniera fa appusata, che metteva soggettitudine, ma che pure era assanguata. Insomma, se quando era giovane Afonso teneva tutto quello che non ci voleva per fare amabile, a vecchia e vecchio buona, sa portava buona, era bella a vedere. E facoltà e l'anima erano di spanto, intelligenza sottile e sperciativa, a memoria tosta e tenca, a cognizione chiara e sistemata. Queste capacità erano oratiene e tutto quello che ha scritto e fatto. Tutta la vita sua è stata una a precarsi. O praticava con Dio o si applicava per Dio. Non si è mai vista che passava il tempo per cose niente e manca per cose più importanti che però non erano utili. Per Afonso tutto aveva essere un guadagno per Dio. L'appietta per Dio so sbramava, solo Dio e l'anima dei cristiani erano quadene per Afonso. Sapeva da fare, ma non era morrone. Ogni pensiero suo era apposuliato. Per un guaio non s'abbaleva e otteneva tutte cose essendo speranzoso per Dio e non per essa. Rimaneva sempre lo stesso. La scadenza non l'accupava e per la fame non si indusciava. Ha tenuto sempre in savoria, imbettatura e presumenzia. Essa non comandava, pregava e a così facendo otteneva quello che voleva. Ma si devono comando, voleva essere obbedute e se qualcuno non lo stava a sentire, le devo castigo che si merdava. Quando aveva alluccato a una persona, era tosta, ma non si faceva pigliare la mano da collera, eppure tanto
con pazienza e aggarbatezza, adduceva ogni pasticcio. Era grande e si faceva piccerilla, era piccerilla e si faceva grande. E diverse congiunture della vita arregolavano la vita sua, perché per essa tutto sapeva fare con giustizia. Non ha mai arrubato, non merita a chi lo teneva. Castigava e compiativa, e chi che era stato castigato le rimaneva obbligato. O carattere era più coloroso che frammatica, ma per via che era assai virtuosa, le poteva vedere a garbatezza, umertà e una dolcezza grande assai. Ogni momento sapeva quello che faceva e teneva l'anima sua sempre dentro in mano. Non si mai vedette, non butte passione. A porta del cuore suo la rapeva e anserrava, come e quando volevisse, e in coppa a tutto dentro la vita sua gesteva a ragione. Questa stessa non era mai troppo buona, ma non nemica. Invece, con tutto quanto è stata pietosa e china di compassione. Chiste, dentro a poche parole, è stato Alfonso de Liguori. Dopo una cinquantina d'anni dalla morte sua, Alfonso fu fatto santo per mano del Papa Gregorio XVI. Era il 26 maggio del 1839 e quello giorno a Roma non si festeggiava solo Sant'Alfonso, ma i santi erano a bellezza cinque. E tra questi cinque gesteva pure padre Ciccio de Geronimo, che era nato nel 1642 e che quando Alfonso teneva pochi giorni lo pigliò in braccio e dicette o padre e a mamma che il figlio loro si faceva santo. E beh, dentro a questo giorno o padre Ciccio de Geronimo veniva fatto santo insieme a Alfonso. E Sant'Alfonso si mordai ancora una nomina. O Papa Pio IX, il 23 marzo del 1871, dichiarai che Alfonso de Liguori traseva fra i dottori della Santa Chiesa Cattolica. O corpo di Sant'Alfonso si trova in Pavana, dentro la chiesa di Patra, e là vanno a trovare un cuofano cristiano che lo pregano perché per loro facesse un paglietto innanzi a Dio per avere la grazia e tornare un giorno in braccio al Padre e tutti gli uomini. Per fornire o conto in coppa alla congregazione do Santissimo Redentore, ti dico che passata la mala nottata che t'hai contata, essa è cresciuta sempre più. Mo' i padri Sant'Alfonso si trovano veramente dentro ogni pizzo del mondo. O padre generale, quello che comanda a tutti i padri di Sant'Alfonso, sta a Roma e può venire, bianco o nero, a ogni parte del mondo. E mo' t'ha già salutato. Spero che leggendo questa storia tu avessi imparato qualche cosa in più e quello che sapevi. Spero specialmente che la storia d'Alfonso de Liguori ti avesse fatto venire la voglia di copiare un poco della vita sua. A così, come piace a te. Sai com'è, se uno legge e non si cagnano poco, è come se non avesse leggiuto niente. Da parte mia, ti saluto con saluto d'Alfonso, cagnata un poco poco. Raccomandiamoci tutte e due, io per te e tu per me, a Gesù e a Maronna.
Con questo saluto termina il nostro viaggio in dialetto napoletano attraverso la lunga vita di Sant'Alfonso dei Liguori. Spero di aver reso un buon servizio alla memoria di Sant'Alfonso e di avervi intrattenuto piacevolmente, quando regalandovi un sorriso e quando una riflessione. Grazie per l'ascolto prestato e tanta serenità a tutti quanti voi.